Primaria in Sicilia per la scelta del segretario regionale del Partito Democratico il 16 dicembre, come stabilito, e congressi provinciali dopo la consultazione nei gazebo. E quanto emerge dalla riunione della Commissione Nazionale di Garanzia del PD, riunita ieri fino a tarda notte per dirimere la diatriba sui congressi locali, oggetto di opposti ricorsi. I congressi provinciali dovevano essere celebrati tra il 21 novembre e il 2 dicembre, ma erano stati congelati per una diatriba procedurale sorta tra i due schieramenti in campo. Da un lato Renziani che sostengono il candidato alla segreteria Davide Faraone, dall'altro Teresa Piccione appoggiata da Aria Dem. In base alla delibera dell'organismo terzo del partito che ha accolto il ricorso del segretario uscente Fausto Raciti, la nomina dei componenti delle commissioni provinciali per il congresso spetta alla commissione regionale e non alle direzioni provinciali come aveva decretato la commissione di garanzia regionale. Proprio questo punto era stato il nodo del contendere. Nonostante i ricorsi, alcuni circoli del Catanese e dell'Agrigentino si erano mossi e avevano alcuni celebrato i propri congressi che a questo punto non sarebbero validi. Oggi si presentano le liste, anche se Teresa Piccione potrebbe ritirarsi per protesta e da giorni minaccia esposti in procura contro irregolarità che sarebbero emerse negli ultimi giorni.